Sport e Sardegna Sport, un cordiale buon pomeriggio dal Pala Restivo di Cagliari. Sta per iniziare la sfida tra Virtus Cagliari e Fassi Albino, sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile, una sfida che vado a presentare in compagnia del presidente della Virtus Cagliari, Riccardo Fava. Presidente, alla vigilia le sue dichiarazioni mi hanno un pochino colpito, soprattutto per la parte che riguarda il pubblico. Lei ha detto potremmo anche giocare a porte chiuse, se questo è il sostegno che il nostro pubblico ci dà. Non so se si sente di rincarare la dose quando manca ormai poco all'inizio di questa partita. Era più che altro un messaggio di, tra virgolette, disperazione, perché vediamo che questo pubblico virtusino non è effettivamente presente quasi mai in grande numero, e quindi anche questo è sicuramente un elemento che ci viene a mancare per aiutare un pochino la squadra a far bene. Pubblico che sonnecchia, mancano circa 10 minuti all'inizio della partita, ancora gli spalti non sono pieni, però confidiamo insomma nell'amore del pubblico di Cagliari. Per la Virtus parliamo anche un pochino dei temi del campionato. A Crema stavate per fare il colpaccio, a questo punto anche l'innesto di Ridolfi ha dato qualcosa di importante alla squadra. Sì, questa squadra ha solo bisogno di sbloccarsi e di togliersi dalla testa l'abitudine alla sconfitta. Fondamentalmente è un bel gruppo, adesso completo sicuramente in tutti gli organici, in tutti i reparti. Purtroppo per un motivo o per un altro poi agli ultimi minuti della partita ci viene meno quella determinazione, quella disperazione del voler portare a casa il risultato. Ora io credo che oggi i ragazzi abbiano un atteggiamento diverso, mi auguro soprattutto che lo abbiano, è determinato al punto di portare i 2 punti a casa, perché questa è una delle ultime chance che abbiamo. Detto in precedenza, adesso la Virtus è una squadra completa, è azzardato dire che quest'oggi si sfidano sul parquet 2 squadre più o meno della stessa forza, è eccessivo insomma. Personalmente, per quel che mi riguarda, io ritengo che la Virtus sia più forte di questa squadra. Guardando l'organico è sicuramente più forte, ma non sono i nomi, non sono le pedine del gruppo, ma bensì è il gruppo in sé che fa poi la differenza. Questa qua di Albino è una signora squadra, che oggi per fortuna nostra manca anche di un elemento importante come Bedalov, però è sempre una signora squadra che ha vinto 4 partite di seguito nelle ultime 5 giornate e sinceramente le ha vinte anche senza Bedalov, quindi con avversari di tutto rispetto. È allenata bene, è organizzata bene, è un bel gruppo amalgamato. Noi di tutte queste caratteristiche ne abbiamo poco o niente, o meglio, allenati bene sicuramente, amalgamati forse ancora non al 100%, perché stiamo cercando di trovare la strada giusta. Virtus che ha fatto il pieno di complimenti anche nelle ultime settimane dopo le 2 vittorie di fila, adesso però conta vincere, questo è l'unico imperativo per la partita di oggi. Sì, sicuramente adesso abbiamo 8 partite, noi 8 partite dobbiamo andare a giocarcele tutte, sperando anche di fare il colpaccio anche nel terreno di squadre come Bruni e come Vicenza, che ancora difficilmente perdono. Bruni non ha mai perso. Perché? Perché la fame di punti che abbiamo è talmente alta che dobbiamo necessariamente giocarcela con tutto. Io me lo auguro, mi auguro che le ragazze si responsabilizzino al massimo e riusciamo a ottenere questa agoniata salvezza. Oggi esordisce al Pala Restivo Giulia Ridolfi, possiamo tornare un pochino indietro e parlare delle ragioni che vi hanno portato a fare questo scambio? Anche ne abbiamo parlato la settimana scorsa con i dirigenti del Selagiu su un buon esempio di collaborazione tra 2 realtà che cercano di aiutarsi. Noi avevamo già intenzione, già da un mese a questa parte, di avere un innesto come Giulia Ridolfi nella squadra. Poi c'era un po' di titubanza da parte del San Salvatore, che poi invece ha consentito a fare questo scambio, prendendo Eleonora Gisola, che per noi era un in più. Il discorso è che ritardando l'ingresso di una guardia di Eleonora Fava, ritardando nella preparazione, avendo la carenza appunto di alternative
valide alle esterne, abbiamo necessariamente approvato in pieno questo scambio che ci sta subito dando una bella mano, perché l'ha fatto vedere dall'inizio, è una ragazza motivata che magari non si trovava a suo agio perfettamente con San Salvatore. Io spero che infatti anche il contrario succeda, che Zisola dia una grande mano anche a loro, anche se ne hanno sicuramente meno bisogno di noi per una tranquillità di classifica diversa. Grazie mille allora al presidente della Virtus Cagliari, Riccardo Fava, ovviamente in bocca al lupo a lui, in bocca al lupo alla Virtus Cagliari. Noi ci risentiamo tra qualche minuto, pronti a raccontarvi l'inizio di questa sfida. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Ancora in diretta dal Pala Estivo di Cagliari, sta per iniziare la sfida tra Virtus Cagliari e Fassi Albino, partita valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile di basket, incontro diretto dai signori Stefano Bonetti di Ferrara e Alessandro Meloni di Sasso Maggiore Terme. Primo attacco per la Virtus Cagliari con il tiro con la mano mancina, mandato a segno subito da parte di Mia Masic, e dunque primo vantaggio della partita per la formazione di casa scesa in campo con appunto Mia Masic, assieme a lei Carolina Scibelli, Sabrina Pacilio, Silvia Sarni e la numero 14 Giada Ballardini. Dall'altra parte invece per le ospiti di Fassi Albino, che intanto sono andate a segno con il tiro da 2 punti segnato da Eleonora Isacchi, assieme a lei Elisa Silva, Laura Fumagalli, Lussana e Alice Carrara. Questo è il quintetto scelto da coach Pasqua, tecnico dunque di Fassi Albino. Errore dall'altra parte per la Virtus Cagliari, ancora un piazzato a segno da parte di Sabrina Pacilio. Subito indicazioni interessanti da parte della Virtus Cagliari, che ha aggredito la partita in attacco subito con grande intensità. Virtus Cagliari che arriva da 2 sconfitte consecutive contro Castelcarugate e Crema, ma sul campo della formazione vice capolista le ragazze di coach Gianni Montemurro stavano per fare il colpaccio. Intanto seguiamo il tiro in fadeaway mandato a segno con gran classe da parte della giocatrice in maglia numero 12 Elisa Silva. E dunque 4-4 il punteggio, 8 minuti e 30 secondi al termine del primo quarto. Fassi Albino che, al contrario della Virtus Cagliari, arriva da una vittoria nell'ultimo turno. La vittoria arrivata contro il Ponte Casadaste Milano, 62-55 il punteggio finale, con 17 punti mandati a segno da Laura Fumagalli che è la giocatrice a cui si affida maggiormente coach Pasqua, vista anche l'assenza di Gordana Bedalov, grande ex attesissima. Non sarà però di questa partita per un problema al ginocchio, sembrava in grado di recuperare. Bedalov invece non ce l'ha fatta, e Bedalov, che sicuramente ricorderete come grande protagonista lo scorso anno per la salvezza della Virtus Cagliari, maturata nel doppio spareggio contro Biassono. Attacca intanto Fassi Albino, il pallone fuori per il tiro dalla lunga distanza, tentato e sbagliato dalla numero 23 Alice Carrara, ma rimane in attacco la formazione biancorossa con la penetrazione mano mancina. Il tiro mandato per aria dopo il contatto da parte proprio di Fumagalli, non trova la via del canestro, l'arresto e il tiro dopo la finta da parte di Giada Ballardini permette invece alla Virtus Cagliari di tornare avanti sul punteggio di 6-4. Attacca dall'altra parte Lussana, un altro errore, rimbalzo e poi la Virtus ancora in attacco. Davvero ottimi segnali di energia per le ragazze di coach Gianni Montemurro, scese sul parquet, determinate, anzi direi quasi condannate a vincere tutte le partite che mancano da qui al termine della stagione. Difesa a zone intanto per Fassi Albino, indotta al tiro da 3 punti Ballardini, arriva l'errore ma rimbalzo lungo conquistato sempre con grande caparbietà da parte di Carolina Scibelli. Prova a prendere posizione spalle a canestro Sarni, riceve invece Scibelli che si prende l'arresto di tiro fronte a canestro ma lo sbaglia. Rimbalzo controllato da Fassi Albino che poi si affida alla regia di Lussana dal palleggio a cercare in punta la numero 13 Isacchi fronteggiata da Masic. Si torna
da Laura Fumagalli, ancora con la mano mancina, pick and pop con Silva e poi il tiro mandato a segno ancora da parte di Laura Fumagalli, che prova a prendersi la scena in attacco per Fassi Albino. Ristabilita la parità, 6-6 il punteggio, 6 minuti e 40 secondi al termine del primo quarto. Ricezione in punta per Masic, lo scarico in angolo per Pacilio che si sente in ritmo dalla lunga distanza, sbaglia però il tiro da 3 punti mandato per aria dall'ex giocatrice dell'Astro Cagliari, è troppo lungo. Dall'altra parte Fassi Albino con la numero 13 Isacchi, la circolazione perimetrale per mettere in ritmo ancora Silva, che stavolta però ha sbagliato la sua conclusione. Attacca Ballardini dal palleggio, prova a sfidare nell'1 contro 1 Isacchi, che però le sporca il pallone. Partita la transizione di Fassi Albino, è costretta ad arrestarsi, ad affidarsi alla numero 23 Carrara. Fassi Albino ora con Laura Fumagalli a creare qualcosa dal palleggio, arriva il blocco di Silva, che poi va a prendersi anche la penetrazione con la mano sinistra, arresto e tiro che scavalca il canestro da parte di Lussana. Lotta a rimbalzo Masic, che riesce a strappare via il pallone, a riproporre una nuova trama offensiva per la Virtus Cagliari. Vuole ragionare Masic, attende l'arrivo di Sabrina Pacilio, che chiama lo schema con tutta calma. Sale Sarni per il blocco e poi si apre, taglia dentro Sarni, non riceve ancora Pacilio, che tiene il pallone fermo, costretta a forzare quasi allo scadere dei 24 secondi. Carolina Scibelli strappa un altro rimbalzo Mia Masic e c'è il fallo secondo gli arbitri, chiamato il fallo, trattenuta su Mia Masic e dunque rimessa dal fondo per la formazione di coach Gianni Montemurro, che intanto si sgola dalla panchina nel dare indicazioni alle sue ragazze. Attacchiamo sul fondo, dice il tecnico friulano. Già rimesso in gioco il pallone con Sabrina Pacilio, che prova a prendere la linea di fondo. C'è il fallo chiamato dagli arbitri, il fallo commesso da Laura Fumagalli, è il primo della partita di Laura Fumagalli e dunque ci sarà un'altra rimessa dal lato, anzi si tratta di 2 liberi per Sabrina Pacilio, considerata in azione di tiro in occasione del fallo precedente. Dunque è in lunetta l'esperta giocatrice della Virtus Cagliari classe 1976, è mandato anche a segno il primo dei 2 tiri liberi a sua disposizione. Sabrina Pacilio ancora in lunetta, che fa 2 su 2, dunque 8-6 ora il punteggio, nuovo più 2 Virtus Cagliari. Riepiloghiamo anche quella che è la situazione di classifica delle due squadre. Fassi Albino che arriva alla sfida forte del quinto posto in classifica con 20 punti, 10 vittorie e 8 sconfitte. Questo lo score della formazione di coach Pasto. Dall'altra parte Virtus Cagliari malinconicamente ultima in classifica con 4 punti, 2 sole vittorie conquistate nel corso del campionato da parte della formazione bianco-blu alle prese. Dunque con questa disperata ricerca della salvezza almeno vuole evitare la Virtus l'ultimo posto, che la condannerebbe alla retrocessione automatica nel campionato di Serie B. Intanto è arrivato anche il primo cambio di questa partita, è uscita con il numero 13 Eleonora Isacchi ed è entrata invece con il 9 Maria Maddalena Locatelli, che è anche capitano di Fassi Albino. Dunque va a prendere posto in campo Fassi Albino, che attacca ancora con Fumagalli, mano sinistra, arresto e tiro sbagliato, rimbalzo di Pacilio, riparte la Virtus con Ballardini, che però non vuole pigiare il piede sull'acceleratore in questo caso, decide di ragionare, sale Scibelli per il blocco, torna giù Scibelli, ora ancora Carolina Scibelli che prova ad attaccare dal palleggio Carrara, il giro sul perno, l'errore, rimbalzo di Masic, un altro errore da sotto canestro per la disperazione del pubblico della Virtus Cagliari, che nel frattempo è giunto numeroso ad affollare le tribune del Pala Restivo. Attacca Fassi Albino proprio con la nuova entrata Locatelli, troppo spazio per lei, che non ha difficoltà nel mandare a segno il tiro che permette alla compagine ospite di impattare a quota 8 quando mancano 3 minuti e 50 secondi al termine del primo quarto. Attacca la Virtus con Pacilio, difficoltà nella ricezione per Masic, per sua fortuna però l'ultimo tocco è stato di Lussana e dunque Virtus Cagliari che potrà rimanere in zona d'attacco. Il pallone consegnato proprio in questo momento all'indirizzo di Mia Masic, poi Scibelli per l'uscita dai blocchi di Pacilio, ancora letale in uscita dei blocchi Sabrina Pacilio, altri 2 punti a segno, 10-8 il punteggio, continui botta e risposta tra
le due squadre. Ora Fassi Albino prova a rispondere affidandosi come sempre a Laura Fumagalli, stavolta va verso destra, viene presa in consegna da Carolina Scibelli che vuole tenere il cambio difensivo, poi il tiro da 3 punti tentato è sbagliato da parte di Silva, lavora bene al rimbalzo anche stavolta la Virtus Cagliari che si affida a Mia Masic, non viene servita ancora a Sarni, poco cercata nel corso di questo avvio di partita. Il pivot della Virtus Cagliari, viene chiamato in questo caso un fallo in attacco per punire probabilmente la difesa di Carolina Scibellis, non abbiamo visto male, fallo in attacco dunque, palla persa dalla Virtus Cagliari, 3 minuti e 6 secondi al termine del primo quarto. Il vantaggio della formazione di coach Gianni Montemurro, più 2, 10-8 il punteggio, 3 falli di squadra commessi da Fassi Albino, uno solo dalla Virtus Cagliari, Virtus che ora deve difendere con Giada Ballardini che va a prendere in consegna Lussana, ora la palla sul perimetro ancora per Fumagalli, presa in consegna da Sabrina Pacillo, si fa vedere ancora la numero 18. Si tratta di Lussana che va anche in penetrazione e subisce il fallo da parte di Mia Masic, dovrebbe essere il secondo fallo della partita di Mia Masic se non vado errato, si tratta invece del primo fallo della partita dunque nella guardia della Virtus Cagliari. Altro cambio per Fassi Albino, esce con il 23 Carrara e sul parquet c'è con il 16 invece De Vincenzi. Primo libero assegno intanto per la numero 18 Chiara Lussana, giocatrice classe 1996 che fa 2 su 2 dalla lunetta e ristabilisce dunque la parità 10-10, situazione di assoluto equilibrio qui al Palarestivo di Cagliari con la Virtus Cagliari che si ripropone in zona offensiva. Silvia Sarni fa circolare sul perimetro, Masic si prende la tripla e la manda a segno, gran canestro da parte di Mia Masic, messa in ritmo dal passaggio con i tempi giusti da parte di Silvia Sarni e massimo vantaggio della partita. Allora per la Virtus sul più 3, 13-10, arriva anche la palla recuperata, buoni segnali difensivi per le ragazze di coach Gianni Montemurro, va a sporcare il pallone Lussana con Ballardini che portava il pallone in zona offensiva, rimessa per la Virtus Cagliari con Masic che sale e riceve questo pallone, lo propone all'indirizzo di Sabrina Pacillo, si smarca e riceve finalmente in questo momento Sarni che va subito a lavorare contro Silva, portata a scuola Silva con il palleggio e il tiro in allontanamento da parte di Sarni, primi 2 punti per Silvia Sarni, nuovo massimo vantaggio della partita per la Virtus sul 15-10, attacca Fassi Albino che prova a rispondere con Lussana, la sua tripla un po' forzata, non trova la via del canestro, 1 minuto e 50 al termine del primo quarto con Giada Ballardini che cerca e trova Silvia Sarni, il passaggio di ritorno ancora per Giada Ballardini, sale nuovamente Sarni per il blocco che poi taglia dentro per il pick and roll, qui arriva l'anticipo intelligente da parte di Silva su Sarni, interessante il duello tra le due lunghe, probabilmente tra le migliori anche dell'intero campionato di Serie A2 femminile. Intanto Fumagalli va in angolo da De Vincenzi che manda a segno con mano morbidissima il tiro dall'angolo e permette a Fassi Albino di ricucire questo mini strappo della Virtus Cagliari, più 3 Virtus, 15-12 il punteggio cercato lungo la linea di fondo, Masic che gira molto bene sul perno, qui gran passaggio davvero da parte di Giada Ballardini che trova il taglio di Masic da parte sua. Masic è brava a trovare la coordinazione, a non commettere anche infrazioni di passi in una situazione intricata sotto canestro, dunque il nuovo più 5 Virtus, 17-12. Ora c'è da difendere su Fumagalli dal palleggio, Fumagalli va dentro a cercare la numero 9, si tratta di Locatelli, si lotta a terra, riesce a recuperare in qualche modo Locatelli, ma scadono i 24 secondi, ancora gran difesa da parte della Virtus Cagliari, sostenuta a gran voce dal pubblico del Palarestivo. Time out in campo, lo ha chiamato coach Pasqua di Fassi Albino mentre si preparavano anche dei cambi. Riepiloghiamo la situazione di punteggio, più 5 Virtus, 17-12 il punteggio, 43 secondi al termine del primo quarto e noi ci andiamo a prendere una piccolissima pausa. Si torna a giocare al Palarestivo di Cagliari, c'è stato un nuovo ingresso in campo come vi avevamo preannunciato in precedenza, con il numero 10 c'è Giulia Vincenzi per coach Pasqua, attacca intanto la Virtus con il possesso in punta per Giada Ballardini, la finta e la partenza in palleggio di Pacilio, poi Sarni torna da Pacilio che si deve affrettare, 4 secondi allo scadere del cronometro dei 24, arriva l'errore e poi la correzione dopo il rimbalzo d'attacco da parte di Silvia Sarni che sta
entrando prepotentemente in questa partita, nuovo massimo vantaggio della gara per la Virtus Cagliari sul 19-12 più 7 dunque per le ragazze di coach Gianni Montemurro. 5 secondi al termine del primo quarto con Fumagalli che vuole prendersi l'ultimo tiro, c'è il fallo secondo gli arbitri da parte di Sabrina Pacilio, dunque ci saranno 2 liberi con il tempo che nel frattempo era andato a scadere. 2 liberi dunque per Fumagalli che avrà l'occasione di accorciare questo parziale che vede ora la Virtus Cagliari avanti sul più 7 come detto in precedenza su Fassi Albino. Non è rimasto praticamente nulla da giocare, infatti le giocatrici non vanno nemmeno a saltare. 2 liberi per Laura Fumagalli che sbaglia la prima conclusione a cronometro fermo, dunque limita i danni la Virtus Cagliari con Sabrina Pacino intanto che va a spiegarsi con coach Gianni Montemurro che non voleva assolutamente la sua giocatrice andasse a spendere questo fallo. 1 su 2 dalla lunetta intanto per Fumagalli e il primo quarto si chiude con il più 6 Virtus Cagliari 19-13 il punteggio e noi ci andiamo a prendere una piccola pausa, ci risentiremo poi pronti per l'inizio del secondo quarto. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto al Pala Restivo di Cagliari, primo possesso per Fassi Albino che attacca dunque con la numero 18 Lussana, la palla fuori per Fumagalli, la circolazione sul perimetro per il tiro da 3 punti tentato e sbagliato da De Vincenzi, si lotta a rimbalzo, prova a strappare la numero 9 Locatelli contro Masic, chiamata la palla contesa e la freccia che premia la Virtus Cagliari che dunque potrà tornare in possesso della sfera. Qualche problema per Sabrina Pacilio che rimane dolorante a terra, interruzione del gioco che ci permette anche di andare a vedere quello che sta succedendo intanto su un altro campo collegato, partita che vi andremo a proporre in differita tra San Salvatore Selagius e Velco Vicenza. San Salvatore che sta avendo non poche difficoltà, infatti è sotto al termine del primo quarto contro Vicenza con il punteggio di 22-6, davvero un inizio di partita davvero difficoltoso per le ragazze di coach Fabrizio Staico, tornate al successo settimana scorsa contro Marghere che si trovano nella tranquillità del centro classifica con 16 punti nel Carniere. Intanto altro ottimo lavoro dal post basso da parte di Carolina Cibelli che però non riesce a trovare la via del canestro, errore per la Virtus in questo primo attacco del secondo quarto. Dall'altra parte prova a rispondere Fassi Albino, lo ricordiamo sotto di 6 lunghezze sul 19-13, la penetrazione di Lussana, bello lo scarico all'indirizzo della numero 10 Vincenzi e dunque si sblocca l'attacco di Fassi Albino. 19-15 il punteggio sull'asse composto da Lussana e Vincenzi. È arrivato dunque il canestro per la formazione biancorossa, prova a rispondere Sarni con il semigancio, mano mancina, altro errore per la Virtus, prova ad avvantaggiarsene Locatelli che intanto è già in zona d'attacco, si arresta, non prende il tiro, preferisce andare dalle parti di Fumagalli che chiama lo schema, si torna da Locatelli, sale Vincenzi per il pick and roll, palla persa, poi perde la maniglia completamente Locatelli. Sabrina Pacilio dall'altra parte del campo vuole ragionare con le sue ragazze, ribalta il lato all'indirizzo di Giada Ballardini, il taglio di Sarni verso il centro dell'area, Scibelli prova ad andare dentro, la finta, il passo d'incrocio, il tiro sul primo ferro, rimbalzo d'attacco per Scibelli che con grande caparbietà trova altri 2 punti, ma c'è la rubata anche da parte di Pacilio sulla rimessa e altro attacco per la Virtus Cagliari, ora sopra sul 21-15, si va in posta ancora da Sarni, ribaltato il lato per Masic, la finta, la partenza di Masic, la palla in mezzo alle gambe ancora per la giocatrice croata che arresta il palleggio, il tiro che riesce a entrare dopo qualche patema e allora prova a scappare via la Virtus Cagliari sul punteggio di 23-15 che dunque vuol dire più 8 per la Virtus Cagliari, nuovo massimo vantaggio della partita con il canestro realizzato dunque da Mia Masic e c'è intanto da segnalare l'esordio al Pala Restivo di Giulia Ridolfi che prende posizione in campo con la canotta numero 25, va a prendersi un po' di meritato riposo. Sabrina Pacilio applaudita anche dal suo tecnico Giulia Ridolfi, molto positiva nell'ultimo turno, sembrava rinata o quantomeno rinvigorita Giulia Ridolfi dopo la negativa esperienza in maglia San Salvatore Selagius, ha fatto registrare 12 punti con 7 rimbalzi nella trasferta di Crema negativa ma solamente nel punteggio
per la Virtus Cagliari, che ha messo alla frusta per larghi tratti la vice capolista del campionato, alle spalle solamente dell'imbattuta Broni. Attacca ancora la Virtus Cagliari, stavolta con Giada Ballardini, sempre più 8 per le ragazze di coach Gianni Montemurro. La partenza di Masic, che si prende un altro tiro, stavolta non trova nemmeno il primo ferro la giocatrice croata. Errore dunque per la Virtus Cagliari, forse un pizzico affrettata questa conclusione da parte di Mia Masic. Si dispera, non è contento della scelta offensiva della sua giocatrice coach Gianni Montemurro. Attacca dall'altra parte Silva, circolazione per Locatelli, ora nuovamente in punta per la penetrazione della giocatrice in maglia numero 18 Lussana. Recuperato il rimbalzo dopo l'errore da parte della Virtus, ora con Mia Masic. C'è ancora Carolina Scibelli che dà un'occhiata al taglio di Ballardini, decide però di desistere. La palla che arriva ora nelle mani di Giada Ballardini, arresto, la finta di Ballardini, le scippa però il pallone, molto brava in questo caso Lussana. Poi il contropiede con il fallo speso da Giada Ballardini, con il rientro difensivo sulla numero 16, se non ho visto male dovrebbe trattarsi di Simona De Vicenzi. E doppio cambio per coach Gianni Montemurro, esce Masic ed entra Sabrina Pacilio, esce anche Giada Ballardini e sul parquet fa il suo primo ingresso in questa gara con il numero 10 Valentina Mura. Intanto è già pronta per la sua gita in lunetta De Vicenzi, che sbaglia la prima conclusione a cronometro fermo, giocatrice classe 1992, dunque molto giovane anche lei, fa 1 su 2 dalla linea della carità e accorcia dunque Fassi Albino sul 23-16, 6 minuti e mezzo al termine del primo quarto. Attacca la Virtus Cagliari con il suo playmaker Valentina Mura, poi Sabrina Pacilio che fa circolare per Giulia Ridolfi, si torna in punta da Scibelli e poi Sarni che si prende un'estemporanea conclusione dalla lunga distanza, la sbaglia Silva, scusate, strappa via questo pallone. Un nuovo ingresso anche per Fassi Albino, c'è la numero 5 Irene Celeri. Ora il tiro in fadeaway da parte di Locatelli, arriva l'errore, si lotta a rimbalzo, Sarni non riesce a controllare, allora ancora Locatelli si prende un altro tiro, non riesce però a mandarlo a segno, manca il tagliafuori a rimbalzo per la Virtus che comunque riesce a tornare in possesso del pallone nonostante qualche problema in zona pitturato. Valentina Mura è già pronta a eseguire la rimessa in gioco. Virtus Cagliari dunque nuovamente in attacco con il suo playmaker Valentina Mura. Ora Sabrina Pacilio, si va in punta da Silvia Sarni. Giulia Ridolfi dal palleggio, su di lei c'è la difesa della numero 16 De Vicenzi, si va dentro da Sarni, sportellate di Sarni che sbaglia, recupera il rimbalzo, ancora un semigancio, ancora un errore però da parte di Silvia Sarni, davvero straripante quando decide di usare il fisico contro le pari ruolo. Attacca intanto Fassi Albino con il tiro di Carrara mandato a segno con mano morbida dalla media distanza, accorcia allora sul meno 5 Fassi Albino, 23-18 il punteggio qui al Palare Estivo di Cagliari. Directasport.it e sardegnasport.com a raccontarvi la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile di basket, non solo dal Palare Estivo di Cagliari ma anche dal Palaviana di Selaggius, dove la formazione di coach Fabrizio Staico è impegnata contro la Velco Vicenza. Anche stasera altro grande basket femminile con l'impegno della Virtus Cagliari contro la Lavezzini Parma dalle 20:30 in diretta dal Palacus di via Is Mirrionis, e poi domani per il campionato di eccellenza di calcio la sfida tra Selaggius e Ghilarza, ovviamente su directasport.it e su sardegnasport.com. Torniamo in diretta per seguire questo attacco di Fassi Albino che si affida a Silva, poi la palla per Isacchi dal palleggio, Isacchi prova a servire il taglio di Silva, non ci riesce, allora si va da Fumagalli, la palla ancora per Isacchi, sta per scadere il cronometro dei 24, si deve affrettare Fassi Albino e va a spendere il fallo. Carolina Scibelli, secondo gli arbitri fallo commesso, se non ho visto male, su Carrara, è rimessa allora in attacco per Fassi Albino con però coach Gianni Montemurro che aveva chiamato time out in precedenza per parlare con le sue ragazze. Riepiloghiamo il punteggio, 23-18 per la Virtus Cagliari su Fassi Albino, 4 minuti e 37 secondi all'intervallo lungo. Si torna a giocare al Palare Estivo di Cagliari con la ricezione di Silva, la palla fuori per Isacchi, fronteggiata da Pacilio, si torna da Fumagalli, poi il tiro in allontanamento, c'era probabilmente un fallo qui sul tiro di Silva e poi va e come
a spendere un altro fallo Carrara, stavolta su Scibelli, sanzionato in questo caso dagli arbitri. Dunque la difesa di Carrara con Carolina Scibelli che era caduta a terra va a protestare in questo caso coach Pasqua per il fallo non fischiato in precedenza su Silva. Non ha probabilmente tutti i torti il tecnico di Fassi Albino in questa circostanza. Virtus Cagliari che comunque torna in attacco, 23-18 il punteggio, più 5 per la formazione bianco-blu, 4-18 al termine del secondo quarto. Bel gioco a due qui tra Pacilio e Scibelli, non riesce però a trovare l'equilibrio per la conclusione Carolina Scibelli, poco male per la Virtus Cagliari che riesce comunque a rimanere in zona d'attacco con la rimessa dal fondo eseguita da Valentina Mura. Esce dai blocchi Pacilio, qui gran gioco tra Pacilio e Valentina Mura, invalidato però dagli arbitri perché probabilmente Valentina Mura non ha fatto in tempo a tornare in campo prima di ricevere il passaggio di ritorno di Sabrina Pacilio. Dunque palla persa, ma era una rimessa ben congegnata questa da parte della Virtus Cagliari. Qui tentativo dalla lunghissima distanza da parte di Fumagalli, c'è sul parquet anche Mastio che va a lottare su questo pallone vagante contro Carrara, chiamato un'altra palla contesa e stavolta la freccia premia Fassi Albino che potrà dunque rimanere in zona d'attacco nonostante l'errore precedente. 3:57 al termine del secondo quarto. Carrara che rimette in direzione di Isacchi, il palleggio di Isacchi per mettere in ritmo Fumagalli. Qui a rimbalzo Valentina Mura non riesce a tagliare fuori la sua avversaria diretta, si trattava di Celeri, il pallone che comunque scivola oltre la linea di fondo e Virtus Cagliari che ha già eseguito la rimessa in gioco con Sabrina Pacilio, stavolta a gestire la regia sale Scibelli, il blocco di Scibelli, l'uscita troppo forte da parte di Isacchi su Ridolfi, fallo dunque da parte di Isacchi, è il secondo della sua partita. Coach Pasqua guarda, dà un'occhiata verso il fondo della sua panchina ma per il momento decide di non eseguire il cambio. Valentina Mura intanto torna fuori da Ridolfi, invitata a prendere il tiro Giulia Ridolfi che va a segno con il pallone che danza sul ferro e poi decide di entrare. Canestro importante per la fiducia soprattutto da parte di Giulia Ridolfi che permette alla Virtus Cagliari di tornare sul più 7, 25-18 il punteggio, 3:15 al termine del secondo quarto. La partenza di Silva, le tocca il pallone Pacilio, poi prova a perfezionare il recupero, ci riesce Carolina Scibelli. Dall'altra parte il tiro da 3 punti da parte di Pacilio che non trova la via del canestro. Sarebbe stata davvero una mazzata questa per Fassi Albino, con la Virtus Cagliari che si sarebbe portata meglio sul più 10. È arrivato invece l'errore col tiro in transizione, comunque ben costruito da parte della Virtus Cagliari. Ora Ridolfi che va a difendere su Isacchi, la palla in punta per Fumagalli, fronteggiata da Sabrina Pacilio che poi va a prendere in consegna Silva. Arriva subito un fallo a sanzionare, se non ho visto male, proprio Sabrina Pacilio che andava a usare il fisico per cercare di contenere il mismatch con Silva. Coach Gianni Montemurro che intanto va a provvedere ad un cambio, anzi a un doppio cambio, torna sul parquet anche Sarni, esce Pacilio intanto con qualche problema di falli. Sul parquet c'è la numero 15, si tratta di Valentina Lusso, torna sul parquet anche Sarni, va a prendersi un po' di riposo. Carolina Scibelli, rimessa dal fondo dunque per Fassi Albino, trovata in punta Laura Fumagalli, fronteggiata subito da Ridolfi, la difesa aggressiva da parte di Ridolfi, il blocco per il pick and roll portato da Carrara che ora fa sportellate dentro, riesce a tagliare fuori Ridolfi che voleva un fallo in attacco, non viene accontentata dagli arbitri, arriva invece il canestro di Fassi Albino che dunque si riporta sul -5, 25-20 il punteggio. Beatrice Mastio ha servito Valentina Mura, il blocco di Sarni, Valentina Mura va dentro con grande aggressività, il pallone sporcato dalla difesa e Virtus Cagliari che potrà dunque rimanere in zona d'attacco con una rimessa dal fondo eseguita proprio da Valentina Mura. Intanto diamo uno sguardo anche al risultato del Palaviana di Salargius, Velco Vicenza sempre più dominante sul San Salvatore, 32-12 il punteggio al 17° di gioco. Dunque dominio incontrastato della formazione veneta, la palla fuori per Lusso da 2 punti ma a segno Valentina Lusso ed esplode il pala restivo, 27-20, nuovo più 7 Virtus Cagliari che sta
guidando questa partita praticamente fin dall'inizio. Sono scese sul parquet con grande aggressività le ragazze di coach Gianni Montemurro, che nonostante le difficoltà stanno mantenendo dunque il +7. Qui il fallo speso su Valentina Mura, fallo speso dalla giocatrice in maglia numero 5. Si tratta di Irene Celeri. Rimessa dal fondo dunque per Fassi Albino, scusate, per la Virtus Cagliari ovviamente, con Valentina Mura che va a eseguire come sempre la rimessa in gioco. Si smarca Ridolfi, riceve in questo momento l'ex giocatrice del San Salvatore Selagius. Stavolta il suo tiro non trova la via del ferro, la via del canestro, scusate. Tanto Fassi Albino che va a perdere in maniera banale questo pallone in fase di transizione. Non si capiscono Fumagalli e la numero 18, si tratta di Lussana. Dunque palla persa da parte della formazione di coach Pasqua. Silvia Sarni fa circolare all'indirizzo di Ridolfi, invitata a prendersi una iniziativa personale. Giulia Ridolfi va a prendere il fallo della difesa e dunque Virtus che rimane in zona d'attacco quando manca 1 minuto e 26 secondi al termine del secondo quarto. Cambio per Fassi Albino, era il terzo fallo di Isacchi intanto in precedenza, ed esce dunque la giocatrice in maglia numero 16 sul parquet. C'è con il 16 invece De Vicenzi. Rimessa dal lato in questo caso per la Virtus Cagliari, avanti sul punteggio di 27-20 con coach Pasqua che decide di chiamare un altro time out per parlare con le sue giocatrici. Giulia Ridolfi a eseguire la rimessa in direzione di Valentina Mura. Ancora Ridolfi va a cercare spalle a canestro Silvia Sarni che gioca l'1 contro 1 contro Silvia, si appoggia al vetro e manda a segno il canestro del nuovo massimo vantaggio della partita per la Virtus Cagliari sul +9, 29-20 con Silvia Sarni protagonista. Attacca adesso Fassi Albino con il tiro da 3 punti mandato sul primo ferro però da parte di Fumagalli. Allora Virtus Cagliari che torna in attacco con l'occasione davvero di dare uno strattone importante alla gara. Si torna da Sarni, la palla fuori per il tiro da 3 di Ridolfi che sbaglia, ma c'è il rimbalzo di Lusso che trova la via del canestro aperta, ma arriva la stoppata davvero imperiosa da parte di Silva. Applausi comunque di incoraggiamento all'indirizzo di Valentina Lusso che aveva catturato un ottimo rimbalzo in zona offensiva. 48 secondi al termine del secondo quarto, +9 Virtus Cagliari. Riceve fuori dai blocchi Giulia Ridolfi, si appoggia all'indirizzo di Silvia Sarni, fronteggiata da Silva. Ora la palla per Valentina Mura, bella la finta da parte di Mura che però sbaglia l'appoggio al canestro. Aveva fatto una gran cosa davvero Valentina Mura, è stata sfortunata però nella conclusione. Fumagalli da 3 non perdona. Fassi Albino che si riporta sul -6, allora 29-23, dal possibile +11 al nuovo +6. La Virtus Cagliari che ora prova a rispondere con Sarni, la palla che circola per Ridolfi, altro arresto e tiro, altro errore da parte di Giulia Ridolfi, rimproverata da parte di Sarni. In questo caso sta scadendo il cronometro, non trova la preghiera Fassi Albino, rimbalzo di Lusso e dunque il secondo quarto termina con la Virtus Cagliari in vantaggio su Fassi Albino con il punteggio di 29-23. Partita accesa, bellissima, che le ragazze di coach Gianni Montemurro stanno fino a questo momento meritatamente conducendo. Noi allora andiamo a prenderci 10 minuti di pausa e poi torneremo nuovamente in diretta dal Pala Estivo, pronti a raccontarvi il secondo tempo di questa sfida. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.
iniziato il terzo quarto della sfida tra Virtus Cagliari e Fassi Albino, sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile di basket. Anche prima palla persa dalla Virtus Cagliari nel corso di questo secondo tempo appena iniziato. Virtus Cagliari sul parquet con Giada Ballardini, Mia Masic, Silvia Sarni, Giulia Ridolfi e Carolina Scibelli. Fassi Albino invece sul parquet con la numero 18 Lussana, la numero 12 Silva, la numero 23 Carrara, la numero 11 Fumagalli e la numero 9 si tratta invece di Maria Locatelli. La palla sotto proprio per Scibelli, c'è il fallo da parte della difesa, fallo commesso da Carrara se non abbiamo visto male, o meglio fallo che era a metà tra Carrara e Fumagalli. La coppia arbitrale opta per Laura Fumagalli, che è andata così a commettere il secondo fallo della sua partita. 2 liberi intanto per Carolina Scibelli. Ricordiamo il punteggio +6 Virtus Cagliari, 29-23 il punteggio. Primo libero a segno per Carolina Scibelli, allora la Virtus fa cifra tonda e guadagna il +7, 30-23 il punteggio, che rimane tale perché c'è l'errore col secondo libero, ma strappa il rimbalzo Silvia Sarni. Ancora in attacco la Virtus, stavolta con Giada Ballardini, ha tanto spazio per il tiro da 3 punti, lo sbaglia. Ancora un rimbalzo in zona offensiva da parte di Silvia Sarni, che giganteggia davvero sotto le planche. Qui penetrazione centrale di Masic, lo scarico per Scibelli, il tiro dalla media è sbagliato, si lotta ancora una volta furiosamente a rimbalzo, si va a terra con Giada Ballardini e la numero 12 si tratta di Silva. Chiamata la palla contesa e Fassi Albino che conserva il possesso in virtù della freccia. Fassi Albino dunque in attacco con il suo capitano Locatelli, controllata da Mia Masic. Locatelli attende l'uscita dei blocchi di Fumagalli, gran difesa di Ridolfi su Fumagalli, che ora però riesce a ricevere il pallone. Il blocco di Silva che poi taglia dentro e c'è il cambio difensivo con Sarni, che era andata a prendere in consegna Fumagalli. Aveva tenuto bene il cambio difensivo Sarni, che viene però punita dalla coppia arbitrale con un fallo personale, e il secondo anche da parte di Silvia Sarni. Dunque rimessa dal lato per Fassi Albino, già eseguita con Fumagalli. Attende l'arrivo di Carrara, sfrutta ora il blocco. Fumagalli taglia dentro dopo il pick and roll Carrara, ma butta via davvero in maniera ingenua il pallone Fassi Albino con il servizio di Fumagalli, che andava a cercare Silva, non trovata Silva. Dunque palla persa per Fassi Albino. Virtus Cagliari in attacco forte del +7, 30-23 il punteggio, 8:20 al termine del terzo quarto. Sarni ribalta il lato, tiro dall'angolo per Masic, arriva un altro errore, stavolta Sarni non riesce a calamitare anche questo rimbalzo. L'ultimo tocco il suo secondo gli arbitri, rimessa dal fondo dunque per Fassi Albino, che andrà a eseguire con Silva. Diamo un'occhiata anche a quello che sta succedendo a Selargius. 40-12, proporzioni davvero imbarazzanti per questo svantaggio del San Salvatore contro la Velco Vicenza. Già 18 i punti di Emanuela Ramon, 13 per Zimmerle e 7 per l'ex Cus Cagliari. La Marek dall'altra parte, basti pensare che la miglior marcatrice del San Salvatore Selargius è Ana Ljubenovic, con 4 punti realizzati quando sono passati 3 minuti dall'inizio del terzo quarto. Intanto grandi proteste da parte della panchina della Virtus Cagliari per questa chiamata arbitrale sfavorevole. Fassi Albino che dunque ringrazia e rimane in zona offensiva, rimessa già eseguita. La palla per la numero 18, si tratta di Chiara Lussana, scusate. Purtroppo le statistiche in tempo reale in questo momento non ci aiutano. Si trattava di Lussana. Cambio intanto per la Virtus Cagliari, torna sul parquet Sabrina Pacilio, esce un po' frustrata Mia Masic, che va a sedersi in panchina davvero infuriata per l'ultimo fischio arbitrale ai suoi danni. Attacca Fassi Albino ora con l'iniziativa spalle a canestro da parte della numero 11 Fumagalli, prova a prendere la penetrazione proprio Lussana, arriva un altro errore, ma c'è il rimbalzo di Carrara allo scadere dei 24 secondi. Ci ha provato in tempo utile, anzi no, non era arrivato in un primo momento il fischio arbitrale, arriva con
ampio ritardo, il tiro di Silva non è arrivato all'interno dei 24 secondi e dunque bisogna eseguire la rimessa dal lato con Carolina Scibelli che va da Giada Ballardini che chiama lo schema, la difesa di Fassi Albino, ora Ridolfi che va in punta da Scibelli, l'uscita di Facilio che riceve e va dalle parti ancora di Ridolfi che nel frattempo aveva cambiato lato. Giada Ballardini, circolazione perimetrale troppo prolungata per la Virtus Cagliari, mancano 5 secondi, qui c'è il fallo antisportivo commesso da Chiara Lussana su Giada Ballardini che aveva guadagnato, aveva seminato l'avversaria da dietro senza l'intenzione di andare a cercare il pallone. Lussana è andata a strattonare, a trattenere meglio Giada Ballardini, dunque ineccepibile il fischio arbitrale del duo che è composto, lo ricordiamo, dai signori Stefano Bonetti di Ferrara e Alessandro Meloni di Salso Maggiore Terme. Fallo antisportivo, 2 liberi, il primo è già andato a segno, il secondo viene invece sbagliato da Giada Ballardini. 31-23 il punteggio e +8 nuovamente per la Virtus Cagliari che va a rimettere con Sabrina Pacilio, servita nuovamente Giada Ballardini, ancora l'accoppiamento con Lussana e ora la palla per Ridolfi che però non riesce a trattenere questo pallone, si accusa dell'errore Giada Ballardini, palla persa dalla Virtus Cagliari che anche in questa circostanza avrebbe potuto dare uno strattone importante alla partita, finisce però col perdere un pallone banale, poi con commettere anche un fallo in difesa con Carolina Scibelli e Fassi Albino che dunque può lavorare per cercare di tornare a contatto. 2 liberi per Carrara, 31-23 il punteggio, 6:58 al termine del terzo quarto. Primo libero assegno dunque per Carrara, pivot di Fassi Albino, giocatrice classe 1997, molto giovane anche lei, 2 su 2 dalla lunetta corcia. Allora sul -6 Fassi Albino, 31-25 il punteggio, attacca Ballardini, la palla fuori per Ridolfi, il blocco a smarcare ancora Ballardini che fa saltare le avversarie con una serie di finte, la circolazione sul perimetro, messa in ritmo Ridolfi che però sbaglia la tripla, tocca a rimbalzo, non riesce a controllare Silva, poi si lotta a terra con la freccia che stavolta indica la direzione di Fassi Albino che dunque torna in possesso della sfera. Ultimo attacco però direi più che confortante da parte della Virtus Cagliari, tiro ben costruito per Ridolfi che però non è riuscita a trovare la giusta misura dalla lunga distanza. Allora Fassi Albino che si affida alla regia di Laura Fumagalli, accoppiata ancora con Ridolfi, l'uscita da parte della numero 18, si tratta di Lussana, ancora Lussana stavolta con la mano sinistra, prova a sfondare il muro difensivo della Virtus Cagliari, sta scadendo ancora il cronometro dei 24 secondi, arriva un altro errore stavolta da parte di Carrara. Siamo già dall'altra parte intanto con Pacilio che torna in punta da Sarni, la palla consegnata all'indirizzo di Ballardini, si va dentro ancora per Scibelli che va a segno usando molto bene il fisico. 33-25 il punteggio e nuovo +8 per la Virtus Cagliari. Dall'altra parte Locatelli, raddoppiato addirittura all'ultimo tocco secondo gli arbitri della difesa della Virtus Cagliari, è rimesso dal fondo per Fassi Albino con Silva che andrà a eseguire la rimessa, anzi sì, è proprio Silva la giocatrice che va a rimettere in gioco questo pallone, la palla fuori per Lussana e poi il tiro da 3 punti tentato da Fumagalli, arriva un altro errore però per Fassi Albino. Ora Ballardini ha provato a servire il taglio di Ridolfi, ha capito tutto la difesa di Fassi Albino, lamentava una trattenuta alla maglia Giulia Ridolfi, la partenza di Fumagalli intanto costretta ad arrestarsi, torna fuori per il tiro dalla lunga distanza di Lussana, secondo ferro per Lussana, recupera il rimbalzo Silvia Sarni che poi predica calma all'indirizzo di Giada Ballardini che ha portato il pallone in zona offensiva. Ora Sabrina Pacilio, il blocco granitico di Sarni a smarcare Ballardini e poi Scibelli da sotto canestro a realizzare altri 2 punti. Altro attacco davvero ben eseguito dalla Virtus Cagliari che ora tocca il nuovo massimo vantaggio a metà del terzo quarto sul +10, 35-25 il punteggio con Scibelli che è andata a realizzare il canestro
doppia cifra di vantaggio per la prima volta nel corso di questa partita per la Virtus, che ora ha l'occasione ancora di allungare. Ha recuperato un pallone con una gran difesa da parte di Scibelli, che ora va a ricevere, si gira, prende il tiro, lo sbaglia però Scibelli. Ultimo tocco a rimbalzo da parte di Silva, che non riesce a controllare il pallone. Coach Pasqua, tecnico di Fassi Albino, decide di correre ai ripari, chiama un time out con Valentina Mura, che alla ripresa del gioco tornerà sul parquet. Per coach Gianni Montemurro riepiloghiamo il punteggio: più 10 Virtus, 35-25 quando mancano 4 minuti e 27 al termine. La rimessa di Valentina Mura per Scibelli, poi Pacilio si va in punta da Giulia Ridolfi, il pick and roll con Sarni che non viene però servita. Valentina Mura da 3 punti con spazio, sbaglia, arpiona però anche questo rimbalzo Silvia Sarni, che riesce a far rimanere lì la Virtus Cagliari, che potrà dunque eseguire una rimessa dal fondo. 4:15 al termine del terzo quarto, più 10 per le ragazze di coach Gianni Montemurro, che attaccano ancora con la rimessa eseguita da Sabrina Pacilio, fuori, che va da Silvia Sarni, accoppiata con la numero 10, si tratta di Vincenzi. Sta scadendo il cronometro dei 24, si deve affrettare Mura, che va da Scibelli, c'era forse un fallo su Scibelli, viene sanzionata la difesa di Silva, che allunga le braccia sulla partenza di Scibelli. Ci sta tutto il fallo, le proteste di coach Pasqua, che va a spiegarsi in maniera molto serena con il signor Meloni di Salsomaggiore Terme. Virtus Cagliari che potrà usufruire di un'altra rimessa, stavolta dal lato, rimessa che va a eseguire Giulia Ridolfi. 4 minuti al termine del terzo quarto, sempre più 10 per la Virtus Cagliari, che ha già speso il bonus. 5 falli di squadra per le ragazze di coach Gianni Montemurro, 3 invece falli spesi da Fassi Albino. Il palleggio insistito di Ridolfi, che rischia di perdere il contatto col pallone, trova dall'altra parte Mura a mettere in ritmo, poi Pacilio, altro rimbalzo, stavolta Scibelli non riesce a correggere, lotta molto confusa sotto le planche, e Virtus Cagliari che riesce a mantenere anche in questo caso il possesso con Silva, che è stata l'ultima a toccare secondo il signor Bonetti di Ferrara, e Sabrina Pacilio che è già pronta nella zona delle operazioni a eseguire la rimessa. Pacilio fuori per Scibelli, che non riesce a ricevere il pallone, stava probabilmente già pensando a cosa fare una volta ricevuto il pallone Carolina Scibelli, che si lascia scappare dunque la sfera. Nulla di fatto per l'attacco della Virtus Cagliari, 35-25, sempre il punteggio non cambia ormai da qualche minuto, 3:35 ora al termine del terzo quarto. Gran recupero da parte di Silvia Sarni, davvero salita prepotentemente in cattedra per la Virtus Cagliari. Ora Sabrina Pacilio a lavorare sul blocco proprio di Sarni, che riceve in questo momento palleggio, arresto e tiro troppo corto però per l'ex giocatrice di Orvieto in Serie A1. L'ultimo tocco è stato di una giocatrice della Virtus e palla recuperata da Fassi Albino che va a provvedere a un altro cambio. Esce Silva, torna sul parquet Isacchi, Fumagalli è pronta a eseguire la rimessa dal fondo. Le indicazioni da parte di coach Gianni Montemurro, ha chiamato lo schema da parte di Lussana, accoppiata con Valentina Mura in questo caso, trovata Fumagalli, bel passaggio dentro per Locatelli che sbaglia però da sotto, strappato via il pallone da Scibelli, anzi da Ridolfi sulla numero 10 Vincenzi. Intervento che aveva tutta l'aria sinceramente di essere regolare da parte di Giulia Ridolfi, che sembrava davvero essere intervenuta sul pallone. Non è così però secondo gli arbitri, che vanno a sanzionarla con un fallo personale e viaggio in lunetta dunque per Giulia Vincenzi, che ancora non è andata a segno nel corso di questa partita. Ci va ora con il primo libero a segno. Vincenzi ancora in lunetta, fa 2 su 2, permette a Fassi Albino di accorciare sul -8, 35-27 il punteggio, con Valentina Mura che ha già chiamato lo schema e ha già servito Giulia Ridolfi. Poi bel gioco a 2 con l'assist puntuale da parte di Ridolfi per il layup di Valentina Mura a trovare il nuovo più 10 Virtus Cagliari sul 37-27, 2:40 al termine del terzo quarto. Locatelli cerca e trova Fumagalli, il cambio difensivo, ora c'è Scibelli su Fumagalli, si va invece da Locatelli accoppiata con
Ridolfi ferma il palleggio, Locatelli deve cercare un tiro quasi in acrobazia, lo sbaglia e poi malinteso tra Pacilio e Mura, recupera palla Fassi Albino con Isacchi, mano destra, il palleggio di Isacchi, riceve e fa saltare la sua avversaria con la finta Locatelli, arriva però un altro errore, fasi ancora confuse a rimbalzo dove si lotta furiosamente, finisce per terra Ridolfi e c'è il fallo secondo gli arbitri proprio di Giulia Ridolfi. Le proteste veementi da parte di Sabrina Pacilio, non vuole sentire ragioni però il signor Bonetti, che punisce Giulia Ridolfi con il fallo e il terzo personale da parte di Giulia Ridolfi. Locatelli è già pronta in lunetta, anche coach Gianni Montemurro va a discutere con gli arbitri, davvero infuriato il tecnico della Virtus Cagliari, in questo caso Virtus Cagliari che continua a comandare questa partita. 37-27 più 10, manca il colpo di grazia per stendere una volta per tutte Fassi Albino che dobbiamo ricordarlo è giunta qui a Cagliari con due assenze importanti, una quella di Gordana Bedalov, ex giocatrice tra l'altro della Virtus Cagliari, gran protagonista della salvezza nello scorso campionato di Serie A2, e poi anche Marulli non a disposizione di coach Pasqua per la sfida odierna. È arrivato intanto un errore dalla lunetta per Fassi Albino, Valentina Mura è già dall'altra parte, 2 minuti al termine del terzo quarto, pescata in angolo, poi si va dentro con la combinazione tra Pacilio e Scibelli, altri 2 punti per la Virtus Cagliari, nuovo massimo vantaggio allora sul più 11, 39-28 per la compagine allenata da coach Gianni Montemurro. In uscita dei blocchi però è letale Laura Fumagalli e tiene lì Fassi Albino aggrappata a questa partita. Ora sul -9 nuovamente, palla sporcata intanto Virtus Cagliari che però potrà rimanere in zona offensiva. Le indicazioni di coach Gianni Montemurro all'indirizzo stavolta di Sabrina Pacilio, è proprio lei ad andare a ricevere questa rimessa. Ora Sarni, si va in angolo per la partenza di Ridolfi che però perde il contatto col pallone, la partita bene in palleggio Ridolfi che poi appunto ha perso il contatto con la sfera. 39-30, sempre più 9 Virtus Cagliari quando ci stiamo avvicinando all'ultimo minuto di questo terzo quarto. Ora Lussana, ancora Fumagalli, stavolta da 3 punti, letale Fumagalli, 5 punti di fila per lei a tenere in vita Fassi Albino che ora si riaffaccia sul -6, 39-33. La circolazione per Mura, anche lei da 3 punti, il suo tiro però è lungo, rimbalzo e canestro per Scibelli, davvero implacabile sotto canestro Carolina Scibelli, ricaccia indietro Fassi Albino, 41-33 il punteggio. Ora Fumagalli, davvero infuocata negli ultimi 2 possessi offensivi della formazione biancorossa. La circolazione sul perimetro con Lussana che si mette in propria, c'è il fallo davvero ingenuo di Mura sul tiro da 3 punti da parte di Lussana. 3 liberi dunque per Lussana e Fassi Albino che non vuole mollare dopo essere finita sul -11 dopo il canestro realizzato da Carolina Scibelli. Ha tentato di rimontare la formazione di coach Pasqua, primo libero a segno intanto per Lussana, anche il secondo assegno va a eseguire la rimessa a Scibelli, ma erano 3 i liberi da eseguire, un po' distratta la forte della Virtus Cagliari. Ancora in lunetta Lussana, va a segno anche col terzo libero, 3 su 3, dunque precisissima, non trema la mano di Chiara Lussana che ora esce per far posto alla numero 16 Simona De Vincenzi che guadagna nuovamente il punteggio, vede avanti ancora la Virtus Cagliari sul 41-36, 20 secondi al termine di questo terzo quarto. Sabrina Pacilio va dentro per la ricezione profonda ancora di Scibelli, letale davvero in questa fase della partita, fa quello che vuole, spalle a canestro Carolina Scibelli, 43-36 il punteggio. Isacchi va dentro da Vincenzi che però sbaglia un comodissimo layup con la mano sinistra. Allora il terzo quarto termina con la Virtus Cagliari ancora in vantaggio con il punteggio di 43-36 su Fassi Albino.
Inizia l'ultimo quarto della sfida tra Virtus Cagliari e Fassi Albino, sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile. Ridolfi dall'angolo sbaglia, Virtus Cagliari in campo appunto con Giulia Ridolfi, Carolina Scibelli, Sabrina Pacilio, Silvia Sarni e Giada Ballardini. Per Fassi Albino invece ci sono la numero 10 De Vincenzi assieme a lei, anzi la numero 10 si tratta di Vincenzi, assieme a lei Isacchi, Fumagalli, Locatelli e la numero 16 è De Vincenzi. Fischio arbitrale, gioco fermo, Fassi Albino in attacco, 43-36 il vantaggio della Virtus Cagliari, trascinata negli ultimi minuti del terzo quarto da un'implacabile Carolina Scibelli. Segno spesso e volentieri da sotto canestro, altro fallo sanzionato ancora a Giulia Ridolfi. Rimane sbigottito coach Gianni Montemurro in panchina per questa chiamata arbitrale a suo dire troppo severa. Fassi Albino che potrà usufruire di un'altra rimessa dal fondo che va a eseguire in questa circostanza Locatelli. Altro fischio arbitrale, la rimessa infatti andrà eseguita non dal fondo bensì dal lato con Locatelli che è pronta a rimettere in gioco. Riceve in questo momento Fumagalli, la finta, la partenza di Fumagalli, poi si va in un angolo per la tripla sbagliata e non di poco da parte di Locatelli. Ha già recuperato il rimbalzo la Virtus Cagliari con Pacilio e poi Ballardini che trova la partenza ancora di Ridolfi, la palla dentro, circola molto bene la sfera nell'attacco della Virtus Cagliari, liberata Scibelli per un altro tiro dalla media distanza, stavolta a segno Carolina Scibelli, nuovo +9 Virtus Cagliari, e la firma è la solita, ovvero quella di Carolina Scibelli. Locatelli dall'altra parte si sbraccia ma non riceve Isacchi, riceve invece in questo momento la giocatrice in maglia numero 13 di Fassi Albino. Pick and roll con De Vincenzi e poi il tiro dalla lunga distanza sbagliato, tap out. Fassi Albino ancora in attacco, stavolta con Maria Fumagalli, anzi scusate, si tratta di Laura Fumagalli. Sta per scadere il cronometro dei 24, l'iniziativa di Isacchi che perde la maniglia, scade anche il cronometro dei 24 secondi nel frattempo. È Virtus Cagliari che torna in zona offensiva. Coach Pasqua non è contenta dell'approccio delle sue ragazze all'inizio di questo ultimo quarto e chiama un altro time out quando la situazione di punteggio vede avanti la Virtus Cagliari di 9 lunghezze sul 45-36. È già ripreso il gioco al pala restivo di Cagliari. Giada Ballardini ha servito Sabrina Pacilio, taglia dentro Ballardini, la palla fuori per Scibelli. Ora Giulia Ridolfi torna da Giada Ballardini, 10 secondi ancora per l'attacco della Virtus Cagliari. Ballardini con la partenza in palleggio ora da parte di Ridolfi, si deve affrettare Giulia Ridolfi, si prende un tiro in precario equilibrio, lo sbaglia, recupera però il pallone Sabrina Pacilio che va dentro con la mano sinistra, sbaglia, altro rimbalzo di una monumentale Carolina Scibelli. Può attaccare ancora Giada Ballardini, il blocco di Sarni, si crea lo spazio per il tiro Ballardini che però sbaglia, recupera il rimbalzo lungo, ancora Ballardini, ancora un errore da parte del playmaker della Virtus Cagliari, recupera stavolta Fassi Albino che si ripropone in avanti con De Vincenzi, poi Fumagalli a servire la partenza di Locatelli, bel giro sul perno da parte di Locatelli che va a segno con la mano destra, da sinistra le proteste da parte di Sabrina Pacilio e anche di coach Gianni Montemurro che voleva un fischio arbitrale che non è arrivato. 7-15 al termine dell'ultimo quarto, a rischio palla persa, Pacilio che riesce comunque a servire Giulia Ridolfi, qui il fallo evidente di De Vincenzi proprio su Giulia Ridolfi, spinta da parte dell'avversaria, rimane a terra dolorante Giulia Ridolfi e c'è un altro cambio per la Virtus Cagliari, esce proprio Ridolfi con la canota numero 25, pronta a tornare Mia Masic sul parquet, rimessa dal fondo per la Virtus Cagliari. 7 minuti 8 secondi al termine dell'ultimo quarto con Pacilio pronta a eseguire la rimessa in gioco, c'è da asciugare il parquet prima della rimessa. Allora andiamo a vedere cosa sta succedendo sul parquet del Palaviana di Selagius. Velko Vicenza ormai con il successo in cassaforte, 54-29 il punteggio sulla formazione di coach Fabrizio Staico, 19 per Ramon, 13 per Anna Zimmerle.
può riprendere finalmente il gioco, la palla fuori per Ballardini, avrebbe lo spazio per il tiro, decide però di non prenderlo, allora si va da Masic che prende un tiro in allontanamento, lo sbaglia, recupera il rimbalzo De Vincenzi, ora fronteggiata da Sabrina Pacilio, De Vincenzi trova Fumagalli, fronteggiata da Masic, il passaggio profondo a cercare Vincenzi, capisce tutto però Sarni pulisce e recupera la Virtus Cagliari con Giada Ballardini, messa in ritmo Pacilio, il suo tiro è lungo, altro rimbalzo stavolta da parte di Ballardini che non trova però la via del canestro, Sarni anche lei davvero monumentale quest'oggi, recupera il rimbalzo, ora un altro rimbalzo da parte di Sarni, si torna fuori da Sabrina Pacilio, arriva il blocco di Carolina Scibelli, la palla fuori per Sarni che si deve prendere un tiro dalla lunga distanza, lo manda a segno, mancava solo questo davvero nella partita di Silvia Sarni, il tiro da 3 punti ora andato puntualmente a referto, nuovo più 10 Virtus, 48-38 il punteggio e Virtus che prova davvero a mettere le mani su questa partita quando ci stiamo avvicinando ad ampie falcate alla metà di questo ultimo quarto, attacca Vincenzi, il taglio di Locatelli che riceve, si prende un tiro difficilissimo, lo sbaglia, rimbalzo lungo controllato da Sabrina Pacilio, buoni segnali anche da parte della difesa della Virtus Cagliari in questa partita, attacca Sabrina Pacilio, ora Carolina Scibelli, Mia Masic in punta, attende l'arrivo ancora di Sabrina Pacilio, ora sale Scibelli per il blocco, si va sul lato sinistro dove c'è Mia Masic, la partenza di Masic, spinta secondo gli arbitri e fallo della difesa, se non ho visto male sembra esserci un minimo di disaccordo tra i due arbitri che avevano probabilmente segnalato delle cose diverse. Virtus Cagliari che andrà a eseguire la rimessa dal fondo, c'è un doppio cambio intanto, con il 13 uscita Isacchi, con il 10 invece Vincenzi, sul parquet sono tornate con il 18 Lussana e con il 12 si tratta di Silva che è andata proprio a recuperare questo rimbalzo dopo l'errore della Virtus Cagliari, il palleggio ora da parte di Lussana, anzi di De Vincenzi, Silva lontano da canestro, bello il duello con Sarni, decide di affidarsi a Lussana, Lussana chiusa, trova uno scarico per Locatelli e poi il tiro mandato per aria è sbagliato da De Vincenzi, recuperato un altro rimbalzo da parte della Virtus che ha veramente dominato in questo fondamentale nel corso della sfida. Ora Silvia Sarni tiene fermo il pallone, lo propone in direzione di Giada Ballardini, la partenza di Ballardini, mano sinistra, trova il corridoio e si appoggia al vetro per altri 2 punti. Giada Ballardini, 50-38, più 12 Virtus Cagliari che è anche il massimo vantaggio della partita per le ragazze di coach Gianni Montemurro che ora provano ad allungare una volta per tutte per cercare di ottenere questi altri 2 punti che sarebbero di importanza vitale nella lotta alla salvezza. Virtus Cagliari che alla disperato inseguimento di Castelnuovo Scrivia e di Bolzano che sarà tra l'altro di scena sul parquet di Costa Masnaga, invece Bolzano, scusate, l'altra formazione impelagata nella lotta alla salvezza, ovviamente Castelnuovo Scrivia, sarà di scena invece sul parquet di Milano. Allora andiamo a ricordare tutte le altre partite di questo sesto turno di ritorno, approfittando di questa pausa sul parquet. Marghera Alpo, Pordenone Crema, Selagius Vicenza, sfida di cui vi abbiamo parlato in precedenza, e poi Castel Carugate contro Broni a completare dunque il sesto turno di ritorno del campionato di Serie A2 femminile. Fumagalli riceve dopo la rimessa, si prende il tiro da 3 punti, lo sbaglia, rimbalzo da parte di Carolina Scibelli e poi Giada Ballardini con il possesso in zona d'attacco, il blocco di Scibelli, la palla per Pacilio, prova a predicare calma, Pacilio si va da Ballardini e poi da Sarni, sporcato il pallone, rimessa dal fondo per la Virtus Cagliari. 4 minuti al termine della partita, più 12 Virtus sul 50-38, 3 falli di squadra commessi dalla Virtus, 2 invece da Fassi Albino. La rimessa di Masic all'indirizzo di Sarni, si propone, riceve in punta Sabrina Pacilio, ora chiamata vicino a sé per il blocco Pacilio da parte di Sarni, o meglio
Sarni da parte di Pacilio, il tiro allo scadere dei 24 secondi è sbagliato, rimessa dal fondo per Fassi Albino e cronometro che è continuato a scorrere, quantomeno per la Virtus Cagliari, che sta cercando di ottenere, vede ormai vicino il terzo successo in campionato. Attacca però Fassi Albino, che non si vuole arrendere, il possesso gestito da De Vincenzi, fronteggiata da Pacilio, e poi il fallo speso da Sarni, che era in ritardo su questo taglio da parte di Silva. Fallo speso da parte di Silvia Sarni, vedremo quale sarà la paletta alzata dagli ufficiali di campo. Il terzo fallo di Silvia Sarni, con Silva che invece viene invitata in lunetta a prendersi 2 tiri liberi. Silva con il primo libero a segno permette a Fassi Albino dunque di accorciare sul 50-39, che diventa 50-40, dunque meno 10 per le ragazze allenate da coach Pasqua. In attacco la Virtus ora con Mia Masic che riceve sul lato destro, serve Silvia Sarni che ribalta il lato, la partenza, la finta da parte di Pacilio, arriva l'errore in reverso da parte di Masic, recuperato però il pallone da parte della Virtus Cagliari. Sarni, il blocco per Ballardini che fa a segno con il potenziale gioco da 3 punti, prestazione davvero notevole quest'oggi anche da parte di Giada Ballardini. Abbiamo elogiato spesso e volentieri le lunghe di casa Virtus Cagliari, importantissima rimbalzo quest'oggi, ma anche Giada Ballardini in regia ha offerto un contributo davvero notevole. Virtus Cagliari nuovamente sul più 12 con il libero di Ballardini, dunque arriva sul punteggio di 53-40 più 13, nuovo massimo vantaggio della partita per le ragazze di coach Gianni Montemurro. Prova a rispondere Fumagalli, cercata e trovata Carrara, la finta di Carrara che poi torna in punta da Fumagalli, ancora Carrara, la partenza in palleggio contro Sarni, il tiro dopo lo step back segnato in faccia a Silvia Sarni. Fassi Albino che non si vuole arrendere, non vuole mollare, rimane sul meno 11, 2:40 però solamente al termine di questa partita che Directasport.it e Sardegnasport.com vi stanno trasmettendo in diretta streaming dal Palarestivo di Cagliari. Scibelli a sportellate, ancora a segno sotto misura Carolina Scibelli a ristabilire il più 13 Virtus Cagliari. Chiama lo schema corner, intanto dall'altra parte Lussana attende l'uscita dai blocchi di Fumagalli, solito schema a premiare l'uscita dai blocchi proprio di Laura Fumagalli, che non si fa pregare, manda a segno un altro piazzato fronte a canestro molto comodo. Meno 11 allora Fassi Albino, 55-44 il punteggio. Time out chiamato da coach Gianni Montemurro. È ripreso il gioco al Palarestivo di Cagliari, 2 minuti e 15 al termine della sfida tra Virtus Cagliari e Fassi Albino, sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile di basket. Sabrina Pacilio all'indirizzo di Silvia Sarni, che addirittura deve portare il pallone in zona offensiva come fosse un playmaker, e Silva addirittura va a spendere il fallo su Silvia Sarni. Non c'è ancora il bonus, quarto fallo di squadra da parte di Fassi Albino, dunque dalla prossima sanzione arbitrale si andrà a tirare. La rimessa di Sarni all'indirizzo di Pacilio e poi fuori per Scibelli. Ora Ballardini, il blocco proprio da parte di Carolina Scibelli sulla difesa tentata da Lussana per Fassi Albino. Ora si torna in punta da Scibelli che ribalta il lato, arresto e tiro per Pacilio, primo ferro per lei, rimbalzo di Lussana che poi prova a far secche 2 avversari e portarsi rapidamente in zona d'attacco. Fallo speso da Carolina Scibelli e il terzo fallo anche per Carolina Scibelli, e stavolta si va a tirare per Fassi Albino con Chiara Lussana che è già pronta dalla lunetta. Lussana che va a segno con il primo libero, meno 10 allora Fassi Albino, 55-45 il punteggio. Ora Lussana ancora in lunetta, regala il meno 9 a Fassi Albino con Virtus Cagliari che va a rischiare la palla persa sulla rimessa dal fondo eseguita da Sabrina Pacilio. Alza ovviamente il volume della radio. In zona difensiva Fassi Albino con la difesa allungata per coach Pasqua, riesce comunque a condurre il pallone in zona offensiva senza
eccessivi patemi già da Ballardini. La palla sul perimetro dove c'è Sabrina Pacilio, ora Mia Masic fa saltare la sua avversaria, si tratta di De Vincenzi, bella la finta da parte di Masic che fa saltare De Vincenzi e va a segno. Dopo la finta, nuovo più 11 Virtus Cagliari, 57-46 il punteggio, 1 minuto e 20 al termine di questa sfida. La partenza di Fumagalli, il tiro dal lato da parte di Silva che però sbaglia, rimbalzo di Masic e Ballardini ora a gestire questo pallone. Virtus Cagliari che deve cercare di essere lucida in questi ultimi frangenti. La terza vittoria in campionato è davvero ad un passo. La circolazione sul perimetro per Mia Masic, la sua penetrazione, il tiro in corsa con la mano sinistra non è però preciso. Ora Fumagalli si prende un tiro rapido da 3 punti, lo sbaglia, rimbalzo lungo conquistato da Carrara però fermata dall'intervento falloso di Ballardini. Speso il fallo da parte del playmaker della Virtus Cagliari, non si capacita della scelta da parte della sua giocatrice coach Gianni Montemurro. Quarto fallo da parte di Giada Ballardini e altra gita in lunetta, stavolta per Alice Carrara che cercherà di accorciare, di mantenere vive le speranze, davvero poche a questo punto, di Fassi Albino. Primo libero a segno, meno 10 per la compagine di coach Pasqua, 57-47 che diventa 57-48. Vuole far scorrere il cronometro la Virtus. Ora Ballardini dal palleggio, la difesa di Fassi Albino molto forte, continua a scorrere il cronometro. Ora mancano 34 secondi al termine. Ballardini sembra arrendersi, Fassi Albino che non va a spendere il fallo. Allora partono gli applausi di tutto il palarestivo a sottolineare e a salutare la terza vittoria in campionato della Virtus Cagliari che non si vuole arrendere, vuole cercare di lottare fino all'ultimo per guadagnare la terza, per guadagnare la permanenza nel campionato di Serie A2 femminile di basket. Dicevamo, terza vittoria per le ragazze di coach Gianni Montemurro che si riprendono dopo un doppio stop consecutivo contro Castelcarugate e Crema. C'è campo ora nuovamente per Mura che va a rilevare Ballardini. 18 secondi al termine di una sfida che davvero non ha più nulla da dire. Lussana vuole giocare fino alla fine, manda a segno l'arresto e tiro con mano educata dalla media distanza, 57-50, ora meno 7 Virtus Cagliari che non deve rischiare. 4 secondi al termine e finisce qui dunque terza vittoria in campionato per la Virtus Cagliari che si lancia all'inseguimento di Bolzano e Castelnuovo Scrivia, impegnate quest'oggi in altri 2 match molto delicati in chiave salvezza. 57-50 il punteggio finale di una partita che ha visto la Virtus condurre dal primo all'ultimo minuto. Ora siamo in campo per raccogliere le interviste a caldo dei protagonisti. Come suo costume coach Gianni Montemurro vorrà tenere un breve discorso con le sue ragazze. Allora andiamo a cercare altri protagonisti, magari dalle parti di Fassi Albino, con coach Pasqua che anche lui va a dare il 5 alle sue ragazze. Ricordiamo Fassi Albino giunta quest'oggi a Cagliari senza alcune giocatrici importanti come Bedalov e Marulli. Ora non c'è nessuno disponibile, c'è Ballardini a portata di mano che però è a colloquio con il presidente Riccardo Fava. C'è Giada Ballardini per due battute in diretta. Giada, 2 battute in diretta. Intanto complimenti per la tua prestazione, una vittoria importante, non volete mollare, l'avete dimostrato anche quest'oggi. Assolutamente, non vogliamo mollare perché ancora mancano 7 partite, quindi ancora matematicamente nulla è impossibile. Partita che secondo me la Virtus ha vinto soprattutto a rimbalzo. Sarni e Scibelli sono state importantissime, però ti sono permesso di sottolineare anche in cronaca quest'oggi il tuo contributo in regia è stato importante. Stai
trovando anche tu la quadra, insomma, con questa squadra? Sì, stiamo tirando tutte quante fuori quello che abbiamo anche dentro, per forza, ci dobbiamo salvare a tutti i costi, quindi per forza. Ora la Virtus con Sarni e Ridolfi, una squadra che può lottare alla pari anche con, l'abbiamo visto, Fassi Albino, che è squadra quinta in classifica, insomma se la può giocare con chiunque, tra l'altro anche a Crema lo avevate dimostrato ampiamente. Sì, noi stiamo giocando partita su partita senza guardare giustamente chi abbiamo davanti, perché sono 7 partite fondamentali per noi, quindi anche la prossima Broni sappiamo che è difficilissima, però ce la metteremo tutta. Grazie mille a Giada Ballardini, complimenti, vediamo se c'è disponibile anche coach Gianni Montemurro. Coach, 2 battute velocissime in diretta, ci avviciniamo in favore di telecamera, qui siamo un pochino coperti, probabilmente qui va bene. Coach, immagino ovviamente sarei molto soddisfatto di questa prova, Virtus aggressiva fin dai primi minuti, ovviamente le lunghe Scibelli e Sarni sono state determinanti, ma davvero non riesco a trovare delle pecche nella prestazione di quest'oggi. Non so se sei d'accordo anche tu con questa valutazione. Soffriamo troppo, nel senso che purtroppo da soli ci complichiamo la vita. Le ragazze producono delle buonissime cose, perché secondo me in difesa le ragazze hanno lavorato bene, secondo me a parte poche situazioni, insomma, ha limitato Fumagalli, che è veramente una giocatrice di talento, sulla quale noi dovevamo stare molto attenti, anche Lussana, per quello che la squadra può fare hanno fatto bene, però purtroppo è anche vero che noi produciamo tanto e poi in poco rischiamo di buttare molto via, qualche palla persa banalmente, qualche rimbalzo non controllato, è un po' la paura che ci attanaglia, che ci fa fare delle scelte un po' forzate, perché è successo questo, che invece di chiudere la partita prima diciamo in modo netto, purtroppo l'abbiamo tenuta, abbiamo permesso di tenerla aperta, brave anche loro, sia ben chiaro, però è anche, voglio dire, da un punto di vista mentale, noi in certi momenti appena sbagliamo 1 o 2 cose di fila ci assale una paura incredibile. Lì meno male che abbiamo avuto un po' la lucidità di andare a cercare dei tiri un po' più facili, però faccio un esempio: siamo andati a spendere dei falli con un bonus esaurito molto presto, con loro che avevano difficoltà, abbiamo speso dei falli a 15 metri da canestro, mandando loro in lunetta mentre facevano fatica ad attaccare. Questo per dire che le ragazze hanno una grandissima volontà, ma forse un po' l'irruenza ci porta a sbilanciarci e a fare delle cose che magari non ci permettono di chiudere prima la partita, però speriamo che adesso magari un po' mentalmente ci sia un pochettino più di sicurezza. Questa attitudine psicologica a vincere non è una cosa allenabile, diciamo, c'è solamente la vittoria come cura possibile per questo difetto della Virtus Cagliari. Sì, ma infatti noi abbiamo avuto in partite in cui la squadra ha giocato veramente a viso aperto, tenendo bene, come anche domenica scorsa a Crema, abbiamo dei cedimenti verticali, proprio delle cadute mentali che derivano da questo fattore. Io sono convinto che questa squadra qui avesse avuto 2 o 4 punti in più in classifica prima della pausa di Natale, io sono convintissimo che questa sarebbe stata un'altra vita, però adesso prendiamo quello che siamo in questo momento con una situazione che rimane chiaramente difficile, però speriamo di guardare con più fiducia all'immediato futuro, insomma, è chiaro, parliamo di domenica prossima, non guardiamo molto oltre, insomma. Grazie mille coach Gianni Montemurro, complimenti per questa vittoria. Andiamo allora magari a sentire anche qualche voce da parte degli ospiti. C'è coach Pasqua in panchina che discute con il suo staff tecnico. Coach Pasqua in diretta per 2 battute di commento a caldo su questa partita. Coach, una partita resa difficile già alla vigilia da assenze importanti come quelle di Marulli e Bedalov, è una partita che avete perso probabilmente a rimbalzo, la maggior fisicità di Scibelli e Sarni alla fine ha fatto la differenza. Hai detto la cosa giusta, l'abbiamo persa a rimbalzo, e i rimbalzi offensivi concessi e anche i tanti canestri che Cagliari è riuscita a realizzare molto da vicino, prendendo posizione o giocando spalla canestro da 2 metri, 2 metri e mezzo. Lì abbiamo subito tanto, sia uomo che a zona, sono state brave a penetrarci con i passaggi. Potevamo fare di più di sicuro,
nonostante non voglio prendermi le assenze come alibi, perché non siamo riusciti a essere continue nell'aggressività. Fermo restando che abbiamo avuto percentuali di tiro basse, però quello è anche merito della difesa di Cagliari. Virtus Cagliari che tra l'altro, insomma, vedendo la classifica nessuno accrediterebbe di questa forza che adesso con gli innesti di Sarni e di Ridolfi ha, insomma, una squadra che se l'è giocata alla pari contro Fassi Albinos che arrivava qui da quinta in classifica insomma che un po' inganna probabilmente. Allora è tutto un campionato in cui la classifica non rivela effettivamente l'effettivo valore delle squadre. Nel caso di Cagliari, che ha perso anche le ultime 2 partite dopo aver condotto per 37 minuti, nel caso di Cagliari la cosa è ancora più eclatante. Diciamo che mi sarebbe piaciuto affrontarla Cagliari a ranghi completi, probabilmente sarebbe stata una partita più combattuta. Comunque hanno vinto cioè Cagliari ha vinto meritatamente, è sempre stata avanti, noi ci abbiamo provato, ma ogni volta abbiamo cercato di accorciare, di andare, non so, da -7 a -5, o c'è stato un rimbalzo offensivo o c'è stata una palla persa, quindi oggi Cagliari ha meritato. Adesso il vostro obiettivo in primis immagino recuperare le defezioni, chi è infortunato, e poi insomma si guarda ancora la parte alta della classifica. Abbiamo le squadre da sotto che stanno risalendo e noi abbiamo una serie di partite adesso molto impegnative, siamo riusciti fino ad ora tra gli infortuni vari comunque a portarci a una posizione migliore rispetto al girone d'andata. Adesso dobbiamo stringere i denti e cercare di continuare a raccogliere dei punti preziosi nelle prossime partite. Grazie mille coach Pasqua, lo ringrazio ovviamente per essersi concesso ai nostri microfoni. Abbiamo sentito anche quella che era la voce della formazione ospiti, vi ricordo il punteggio finale dal Pala Restivo di Cagliari. La Virtus Cagliari ha battuto Fassi Albino con il punteggio di 57-50. È tutto per questa diretta, io ringrazio Andrea Farris che ha curato le immagini e la parte tecnica relativi appunto a questa sfida e vi do appuntamento a tutti i prossimi eventi di basket e non targati directasport.it e sardegnasport.com. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport